La situazione ora è veramente disperata perché il Cagliari si ritrova negli ultimi 3 posti, anche se condivisi con il Torino, in questo caso a 14 punti, e dopo una partita contro il Genoa, che è una squadra che certamente non può essere presa in considerazione come grande squadra che per forza deve batterti in questo modo, anzi l'esatto contrario. Si è visto tutto quel che c'è di confuso in questo momento nella mente del Cagliari. Quando si parla di mente del Cagliari non si parla solamente nella mente del giocatore, ma si parla anche della mente dei giocatori, ma si parla anche della mente del presidente, della mente dei dirigenti, quindi né l'allenatore solamente, né i giocatori solamente, né il presidente solamente, ma dell'insieme che in questo momento non sa veramente che direzione prendere. La direzione che sembra essere stata presa è quella di accontentare il tecnico per avere quei calciatori che mancano. In questo senso, se dovesse essere questa la direzione, bisogna essere consapevoli di una cosa: se Pavoletti ad esempio non è più l'alternativa a Simeone, bisogna trovare un attaccante che sia degno di poter essere un attaccante titolare. Se dobbiamo pensare a un cambio, ad una zona di campo da potenziare, dobbiamo necessariamente comprare un esterno di sinistra, e questo lo dobbiamo fare nell'ultima settimana di mercato. Se vogliamo andare avanti in questo senso, dobbiamo necessariamente accontentare del tutto le linee dell'allenatore, rinforzare anche la panchina, evitare di mettersi in testa che per forza le scelte fatte oggi o nel passato che non hanno funzionato si debba per forza insistere nel cercare di ottenerle per poter smentire chi magari ha rivolto delle critiche, per chi ha detto che le cose non andavano, per chi ha giudicato una mossa poco azzeccata o del tutto sbagliata. Insomma, dobbiamo evitare, dobbiamo mettere a parte l'orgoglio per queste cose che poco contano per la sorte del Cagliari e pensare solamente alla sorte del Cagliari. E quando si parla di sorte del Cagliari non bisogna mai dimenticare cos'è il Cagliari, perché questa volta secondo me lo stiamo dimenticando un po' tutti. Il Cagliari non è una bottega dove tu compri i giocatori e li rivendi. Il Cagliari è una banca di valori che ha costruito in 100 anni una forma di appartenenza alla società, una forma di dipendenza dalla società, una forma di dipendenza reciproca che va assolutamente alimentata, non va del tutto smantellata. Invece la sensazione è proprio il contrario. Evitiamo di avere troppi valori, troppe pretese che vanno al di là di quelle che sono le cifre matematiche, per dare spazio al sentimento, alle passioni che qui non ci stanno a fare niente, per cercare di assecondare solamente i numeri. Non si sta assecondando i numeri, si rischia di non assecondarli neanche in futuro, e contemporaneamente si rischia di perdere però anche tutto ciò che questi numeri li alimentano, perché se arrivano i soldi delle TV, arrivano perché la passione per il Cagliari è alta, perché il Cagliari desta passione. Se la passione smette, diminuisce anche l'introito. Bisogna fare in modo quindi che venga ricalcata la linea del Cagliari, che si riprenda a fare in modo che quello slogan che campeggia nella Sardegna Arena possa essere uno slogan che abbia ragione di esistere e non un inganno pubblicitario per riuscire a vendere qualcosa che in questo momento ci provoca delusioni. Nella gara che abbiamo visto qualche calciatore che è ritornato ad un certo livello. Non possiamo certo criticare Marini, che ha fatto di tutto per ambientarsi ulteriormente, che ha crossato, che ha servito l'assist a João Pedro, che poi Berin ha negato come possibile il gol del pareggio, che è stato peraltro l'azione che ha destato il Cagliari dopo 27 minuti di niente. Dobbiamo prendere atto del fatto che Nandez non è più quello di una volta, che su 10 cross che ha fatto ne ha sbagliato 10, non è mai riuscito a crossare in modo da rendere pericolosa l'azione. Dobbiamo prendere atto del fatto che, come abbiamo detto prima, Lico Iannis, per quanto si impegni, per quanto si sbatta, non è un giocatore purtroppo che ti può garantire copertura, soprattutto se trova un passo diverso, un avversario con un passo diverso. Tutte queste cose vanno prese in considerazione e vanno analizzate, e allo stesso tempo non posso pretendere, non posso pensare di utilizzare le partite del campionato per mettere in vetrina questo o quel calciatore che vorrei vendere e non riesco a vendere. Ecco, tutti questi aspetti hanno fatto la sconfitta con il Genoa. Tutti questi aspetti sono gli aspetti che devono essere presi in considerazione, e anche altri, per questi ultimi 8 giorni di mercato, e bisogna capire che direzione prendere. Non basterà uccidere l'agnello sacrificale, non basterà uccidere il capro espiatorio per poter pensare di aver
aver fatto tutto bene. Non può essere colpa di un solo elemento, non può essere la colpa solo dell'allenatore, non può essere la colpa solo dei giocatori, non può essere la colpa solo della società, la colpa è di tutti. La colpa è di tutti quanti che devono rimettersi insieme e capire che tutte queste tre componenti devono agire per andare nella stessa direzione, non uno pensando una cosa e l'altro pensando ad un'altra.